Ecco, qui siamo un po' nel cuore di questa ultima mostra della Galleria Sagittaria, che è intitolata appunto La donazione Mauro. È una mostra molto speciale perché si tratta di 63 opere, per la precisione, che sono state donate da un collezionista pordenonese che è anche un vecchio amico del Centro Iniziative Culturali, che è stato anche protagonista di alcune iniziative negli anni passati, negli anni scorsi, anni 70, negli anni 80, che ha portato qui per esempio quel grande artista che era Edo Murtić, di cui anche in questa mostra sono presenti alcune cose. Ecco, una mostra molto speciale appunto perché è una donazione che va ad arricchire la collezione della Fondazione Concordia 7, che a questo punto conta ben più di 500 opere d'arte. Ecco, qui in particolare noi possiamo vedere opere sia di artisti del territorio come di artisti, diciamo, nazionali, nel senso che non operano qui, non operano in Friuli, non operano nel Veneto, ma operano a Firenze, a Milano, a Roma, eccetera, e sia di artisti internazionali. Per esempio, una parte di queste sculture sono di artisti croati, eccetera. Poi in fondo laggiù si può vedere uno splendido pezzo di Léon Gisquiat, che è un artista francese, così come poi nell'atrio si possono vedere opere di Edo Murtić, opere di Norman Bloom, che è uno dei principali maestri dell'action painting americana, eccetera. La mostra, dico velocemente, la mostra è molto ricca perché presenta opere di 35 artisti. Ecco, alcuni sono del nostro territorio, come ripeto, Bordini, Barborini, Giulio Belluzzi, eccetera, il Dino Predonsani, che presenta un bellissimo quadro della fine degli anni 30, che è un triestino, e molti altri, insomma. E poi ci sono questi autori, ripeto, che hanno operato a livello nazionale, come abbiamo qui di fronte, insomma, da Carlo Nangeroni a Valentino Vago, a Paolo Iacchetti, eccetera, ed altri. Ecco, e poi ci sono appunto queste opere di artisti internazionali. Ecco, qui ci troviamo nell'altra sala della mostra, ci sono alcuni artisti del territorio come Bruno Barborini, che è qui alle mie spalle, o alla mia destra ci sono due opere di Flavio Val. Si tratta sempre di opere che hanno un significato preciso. In particolare, per esempio, questa figura che sogna di Barborini è proprio un esempio tipico del suo espressionismo. Di fronte a me poi ho un'opera di Zlato Prica, che è un importante pittore croato, e di fronte ancora a me c'è un Valerio Bellati, che è un altro pittore forse meno noto qui da noi nel territorio, ma pittore trevigiano, che si è diplomato in scultura a Venezia, che poi è stato pittore e ha dato tutto un suo curriculum, una carriera importante, insomma. Sempre opere significative, ecco, non ci sono mai opere banali. Ecco, qui nel corridoio abbiamo disposto alcune opere su carta, Giulio Belluzzi, c'è una cosa di Marcello D'Olivo, il celebre architetto udinese, ci sono delle serigrafie di Giorgio Bordini che sono molto vicine al suo gusto anche per il fumetto, no? Perché Bordini è stato anche un notissimo disegnatore di Topolino e di Paperino. Sulla sinistra c'è tutta la cartella che si intitola La parabola di Pulcinella di Tarcisio Busetto, che è questo pittore ed incisore tra i migliori del nostro territorio. E in particolare questa serie di 9 acqueforti acquetinte sono in grado di dimostrare molto bene la sua acutezza, la sua bravura anche di artista che pensava al sociale, insomma, ecco, che faceva oggetto della sua attenzione i rapporti umani. Qui alle mie spalle ci sono 3 opere grafiche di Edo Murtić e poi in fondo c'è questa serigrafia di Norman Bloom, che è stato uno dei protagonisti dell'action painting americana. Di fronte a me ho 2, direi, splendidi pezzi decorativi di Tiburcio Donadon, che è stato uno dei 2 maestri pordenonesi di Pizzinato. Sono 2 strappi da fresco che sono preziosi perché ormai questi sono materiali difficilissimi da incontrare e si vede lì tutta la bravura tecnica, insomma, di questo che è stato uno dei più importanti decoratori di chiese e anche di case tra gli anni 20 e gli anni 30 fino agli anni 50 del Novecento, quindi pezzi importantissimi proprio anche filologicamente, direi. Adesso parliamo un po' di
qualcuna delle opere in maniera un pochino più precisa, più articolata, perché così forse si può saper capire meglio un po' l'importanza complessiva della mostra. Naturalmente senza discredito per le altre opere, per quelle di cui non parleremo specificamente, perché è impossibile, evidentemente sono 63, quindi. Allora ci fermiamo un attimo davanti a questo quadro di Giorgio Bordini, pittore pordenonese notissimo, sappiamo purtroppo morto in età ancora giovane e attiva, ma questo è il destino degli uomini. Questo quadro si intitola Paesaggio e se anche uno non vede un paesaggio preciso, però sente che si tratta della sintesi di cose viste, di cose vedute, che sono portate a dei colori essenziali, primari, e ha una forza lirica, secondo me. Cioè è un paesaggio immaginato, immaginario, ma come essenza del paesaggio, diventa una sorta di paesaggio araldico. Ecco. A me sembra un quadro molto valido, che rende giustizia veramente a questo pittore che sapeva veramente il fatto suo, in pittura e anche in scultura, tra l'altro. Siamo a fianco di due sculture, tutte e due importanti. Allora Luciano Minguzzi è questo animale sotto, diciamo, e Luciano Minguzzi sappiamo che è uno dei massimi scultori italiani del Novecento. E questo è un animale araldico, che era anche una maniera sua di esprimersi, no? In una sorta di espressionismo ottenuta attraverso la modellazione della cera che poi diventa bronzo. E sopra abbiamo invece Valeriano Turbiani, che è un altro degli scultori importanti, molto importanti del Novecento italiano, mostre in tutto il mondo, e anche questo è un animale araldico, come si vede, una sorta di uccello, potrebbe essere un colombo, ma naturalmente visto in maniera sintetica è reso quasi un essere misterioso, reso quasi un essere che ci pone delle domande, anche perché all'interno ci sono dei segni addirittura di vegetali, di piante che si collocano all'interno di quelle che poi sono le ali e le piume, eccetera. Quindi un animale simbolico, diciamo così. Tutti e due sono due sculture che hanno una forte capacità di sintesi, insomma, e sono secondo me anche molto espressive. Ecco, sono due dei più importanti scultori italiani del Novecento. Questo piccolo quadro di Valentino Vago, pittore molto noto, pittore lombardo, del 74, è uno dei quadri che io, dicevo a un amico, che io ruberei se potessi, perché è un quadro di quella pittura che fu definita da Filiberto Mena analitica, nel senso di una pittura che ricostruiva se stessa partendo da mezzi molto semplici, come si vede qui, no? Il grigio scuro, il bianco, e poi questa riga e poi questi piccoli segni rossi. Ecco, ma il punto è che questo accostamento di colori così semplice in realtà produce un'opera che ha molta suggestione, molta pulizia, molta finezza, che sembra proprio quasi un po' un cristallo, insomma, un cristallo consolidato. A me piace molto e per questo dicevo che lo ruberei se potessi. Ecco, è un'opera importante che testimonia un periodo importante della pittura italiana, sul quale si potrà discutere finché si vuole, ma che ha dato origine anche a opere molto significative. Si diceva anche di artisti internazionali. Questa è un'opera estremamente calibrata di Léon Gisquiat, che è un celebre pittore francese formatosi sul post-cubismo, formatosi con Léger, Picasso, eccetera, che poi ha lavorato tantissimo anche per il teatro popolare francese, con Jean Vilar, quindi un personaggio molto famoso. Arriva nella collezione della Fondazione A7 questo pezzo, che è un quadro astratto come si vede perché è costruito a zone di colore, ma è un quadro musicale, è un quadro che ci dice quanto il colore usato come timbro, come in questo caso, può avere di sviluppi. Insomma, è un po' il colore usato come le note, no? Le note musicali si possono collegare tra di loro in tantissimi modi, infinite si potrebbe dire combinazioni, e così anche il colore si può combinare in quasi infinite combinazioni, e da questo si ricavano poi queste opere molto armoniche. Io direi che questa è un'opera classica, nel senso che il suo scopo è quello di mantenere un perfetto equilibrio all'interno della diversità cromatica su cui è costruita.